Attacco terroristico a Nairobi, nella capitale del Kenya, anche una 28enne di Trevignano. L'attacco è in corso, la città è blindata, speriamo sia un episodio isolato, ci dice. No all'aumento di voli all'aeroporto di Treviso, nel 2018 quasi il 10% in più di passeggeri, accordo con il comune anche per lo stop ai voli dopo le 23. 17enne picchiato a sangue da una baby gang alle giostre, l'aggressione durante una sagra, Vittorio Veneto, indagano i carabinieri sull'episodio. Fa discutere la vicenda dei 4 bambini esclusi dall'asilo di Trevigiano perché non vaccinati. La Federazione Scuole Materne, dal 10 maggio scadranno le autocertificazioni, rischio nuovo caos. Fiamme nella notte in una zona boschiva di circa 1 ettaro tra Col Visentin, Fais e Malgacor, l'incendio favorito dalla siccità delle ultime settimane, sul posto numerose squadre ai vigili. Nuovi ritardi sul percorso dell'autonomia veneta, Lega e 5 Stelle si accusano a vicenda mentre il PD invita a fare un passo indietro, tornare alla preintesa sulle 5 materie. Rete Veneta, TV del nostro gruppo Media Nord-Est, nel trailer ufficiale del nuovo film su Spider-Man. I protagonisti guardano un nostro TG, le notizie sul cattivo che l'uomo ragno dovrà affrontare. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale di Treviso. In apertura l'avete sentito dunque la testimonianza di una 28enne di Trevignano, Silvia Lanzarini, da Nairobi, nella capitale del Kenya. È in corso infatti un grave attentato armato in un hotel frequentato da stranieri. Finora sono almeno 5 le vittime accertate, in città le misure di sicurezza sono elevatissime. Abbiamo raggiunto con una videochiamata pochi minuti fa Silvia, funzionaria delle Nazioni Unite, e poco prima attraverso i social aveva avvertito familiari e amici di stare bene. A Nairobi c'è stato questo attentato in un hotel 5 stelle, io sto bene, al momento ero in ufficio, lavoro per le Nazioni Unite e alle 4 abbiamo ricevuto la notizia, per cui i colleghi che avevano dei familiari nella zona hanno potuto chiamare, accertarsi che stessero bene e gli è stato chiesto di rimanere in ufficio. Per quanto mi riguarda mi è stato chiesto di tornare a casa in quanto vivo in una zona sicura e a circa 10 km dall'attentato e che dire, ci è stato raccomandato di non andare nei centri commerciali, nelle mall, in punti in cui si possano rassemblare molte persone, e a quanto pare l'attacco è ancora in corso. In realtà non ho molte informazioni più di quelle che avete voi, comunque insomma io sto bene, mi sono accertata che i miei conoscenti stiano bene, quindi insomma per ora speriamo che finisca presto e che non ci siano seguiti imminenti almeno. Avete notizie di vittime, di feriti? Non ci sono ancora purtroppo nessuna notizia accertata né di numeri, speriamo che la situazione sia più chiara e si possa stabilizzare e tranquillizzare nel più breve tempo possibile. E come potete immaginare c'è grande preoccupazione, l'avete sentito anche da Silvia, c'è l'aggiornamento, purtroppo sale a 7 il numero di vittime di questo assalto a Nairobi, sono tuttora asserragliati all'ultimo piano di questo hotel, la Farnesina è in contatto per cercare di capire se vi siano anche italiani tra gli ostaggi. Ora, l'aeroporto di Treviso, c'è un accordo tra Comune e Save che mette fine ad atterraggi e decolli dopo le 23, salvaguardando così il sonno di chi abita in zona. Stop all'aumento di voli all'aeroporto di Treviso che ha raggiunto, secondo Save, il suo massimo sviluppo possibile. L'annuncio della società che gestisce il polo aeroportuale del Nord-Est, contestualmente alla diffusione dei dati sul traffico di passeggeri del 2018. Più 9,7% a San Giuseppe rispetto al 2017 e oltre 3.300.000 passeggeri. Save conferma gli investimenti già programmati e il master plan attualmente all'esame della Commissione Via del Ministero, ma fa sapere che si tratta di un risultato che giunge in anticipo rispetto alle attese e induce a ridimensionare le prospettive di evoluzione del traffico dello scalo.
E questo in linea con i colloqui in corso con il sindaco di Treviso e l'ENAC. Si ritiene che questo, conclude Save, sia il volume massimo di passeggeri che lo scalo può gestire. Nella stessa giornata proprio il sindaco Mario Conte annuncia un altro stop, quello definitivo, da questa settimana ai voli notturni al Canova. Atterraggio e ripartenza dell'ultimo aereo della giornata, che effettua un volo in arrivo alle 22:15, dovranno avvenire categoricamente entro le 23, pena il dirottamento sullo scalo di Venezia o l'obbligo, in caso sia già atterrato, di decollare la mattina dopo. Nei giorni scorsi c'è stato l'ennesimo incontro con i vertici di Save Air 3. Attraverso questi buoni rapporti che siamo riusciti a instaurare finalmente, perché in passato c'era questo muro contro muro che danneggiava soprattutto la città, oggi invece siamo riusciti ad avere con determinazione lo stop dei voli notturni, quindi alle ore 11 categoricamente la torre di controllo chiuderà, quindi non atterreranno e soprattutto non decolleranno più voli che sforeranno gli orari. Con Save il Comune sta portando avanti anche il progetto della passerella pedonale aerea sopra la Noalese che il sindaco vorrebbe realizzare entro il 2019 o alla peggio per la metà del 2020. Le disponibilità ci sono, adesso manderò una formale richiesta, ma informalmente la Save si è già dimostrata disponibile anche a sostenere i costi per questa struttura. E poi fa discutere l'esclusione di 4 bimbi dall'asilo di Cison di Valmarino perché non vaccinati, ma la FISM lancia un nuovo allarme. Dal 10 marzo scadranno le autocertificazioni, sarà a rischio un nuovo caos, non sappiamo come comportarci. E quanto previsto dalla legge non si è fatto altro che applicarla. Così Francis Contessotto, presidente FISM Treviso, in merito alla vicenda di 4 bambini non vaccinati esclusi da una scuola dell'infanzia di Cison di Valmarino. L'ULSS nei mesi scorsi ha fatto tutti i tentativi per contattare le famiglie, non ancora in regola, continua Contessotto. Siamo arrivati al momento in cui non ci possono più essere ulteriori appelli. Era una cosa che sapevamo. I genitori sono stati avvisati più volte, come ripetutamente sono stati chiesti certificati o le autocertificazioni. So che quanto accaduto crea scalpore, ma non è un fulmine a ciel sereno, conclude Contessotto. Anche il Corvelva, che si batte per la libertà di scelta delle famiglie in tema di vaccinazioni, spiega che c'era da aspettarselo e che ci saranno altri casi come quello di Cison. Noi avevamo invitato tutti di non iscriversi alle scuole, avevamo tutti invitato di fare qualcos'altro perché la legge è ben chiara. Quei pochi casi che praticamente sono ancora dentro sulle scuole, vabbè, insomma, sapevano che poteva succedere questa cosa. Intanto tra meno di 2 mesi c'è un'altra scadenza, quella del 10 marzo, quando le autocertificazioni presentate a settembre dai genitori alle scuole, secondo quanto previsto dal milleproroghe, non saranno più valide. Entro questa data gli istituti si troveranno a dover gestire 3 casi distinti. Quelli che hanno fatto la dichiarazione o l'autocertificazione di essere in ordine con le vaccinazioni, i genitori che hanno autocertificato di aver chiesto l'effettuazione delle vaccinazioni e i genitori che hanno presentato copia formale della richiesta di vaccinazione, autocertificando di nuovo anche questa. Al momento non abbiamo indicazioni, spiega Cecchin. Per questo la FISM si sta muovendo in questi giorni sia a livello nazionale, sollecitando il MIUR e il Ministero della Salute, sia a livello regionale. Bisognerà per quella data avere indicazioni da parte del MIUR, quindi il Ministero dell'Istruzione, da parte del Ministero della Salute su che cosa fare, cioè prima di quella data noi crediamo come gestori si debba chiedere in sostanza ai genitori il deposito di idonea documentazione attestante le vaccinazioni fatte. Ed è sotto shock Vittorio Veneto per quanto accaduto alla storica, l'antica sagra di Tiziano, un 17enne picchiato da un ragazzino marocchino aiutato tra l'altro da una baby gang. Una giornata di festa terminata con un'aggressione, nessuna motivazione per quello che è accaduto domenica sera all'antica sagra di San Tiziano a Vittorio Veneto. Tutto è partito con una lite fra 2 ragazzini della giostra Tagadà. Un 17enne si è messo in mezzo per calmare gli animi di 2 adolescenti. Ragazzi, smettetela, sarebbero state le parole che hanno mandato su tutte le furie i 2 litiganti. La reazione violenta e ingiustificata è stata immediata. Prima lo hanno strattonato. Una volta terminato il giro in giostra, il 17enne, che era accompagnato da un amico, vista la situazione ha deciso di allontanarsi, ma uno dei 2 litiganti, un ragazzino marocchino, lo ha inseguito e bloccato, poi, senza una parola,
gli ha sferrato una testata in pieno volto rompendogli il naso. A quel punto la vittima e l'amico hanno cercato di scappare. Il teppista, a cui si sono uniti altri ragazzini, non hanno mollato e li hanno raggiunti all'altezza del seminario di Vittorio Veneto, dove hanno ripreso a picchiarli. Calci e pugni fino all'arrivo di un anziano che ha messo in fuga il branco. Il maggiore responsabile del pestaggio è un ragazzino di origini marocchine residente nel Coneglianese, già noto alle forze dell'ordine. I genitori della vittima hanno deciso di sporgere querela per le lesioni riportate dal figlio non appena sarà disponibile il referto medico con tutti i dati sulle ferite riportate dal giovane nell'aggressione. E questi mesi senza pioggia, l'abbiamo visto, non solo portano un'impennata dello smog con grande preoccupazione per la nostra pianura, ma anche al rischio incendi. Uno se ne è verificato nelle montagne di Vittorio. Nella giornata di ieri c'è l'appello del vice sindaco: fate attenzione, rischiamo di scatenare con questa siccità nuovi roghi. Si è rischiato grosso ieri sera sulle prealpi a nord di Vittorio Veneto, dove un incendio favorito dalla prolungata siccità delle ultime settimane e alimentato dal forte vento è riuscito a propagarsi su una zona boschiva ampia circa 1 ettaro tra Col Visentin, Fais, Piana dei Grassi, Malgacor. Erano circa le 21:30 quando il fuoco è divampato facendo scattare l'allarme. Sul posto sono state fatte intervenire squadre dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto, Montebelluna e Asolo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse verso le 2 di notte, hanno coinvolto i vigili del fuoco di Vittorio Veneto e anche le associazioni di antincendi boschivi di Vittorio Veneto e di Revine Lago. Il sindaco è stato sul luogo fino alla sera, quando l'ho raggiunto anch'io. Fondamentale l'azione tempestiva degli uomini del 115, altrimenti il rogo avrebbe potuto assumere ben altre dimensioni. Il caso ha voluto che le fiamme siano state spinte dal vento verso una zona libera da alberi e questo le ha ulteriormente rallentate. A chi frequenta le zone boschive montane la raccomandazione è di non compiere nessun gesto che possa provocare dei fuochi. Abbiamo parecchie aree boschive, ovviamente, un'area montane, aree boschive che sono a rischio, che sono state oggetto di anche incendi in passato. La prevenzione si fa soprattutto invitando le persone alla massima attenzione, alla massima cautela da un lato, dall'altro cercando, soprattutto quando ci sono o manifestazioni o situazioni particolari, di fare prevenzione appunto in anticipo. Mattinata difficile sulle strade della Marca questa mattina intorno alle 7 a Follina, tra Cisone e Revine, scontro tra 2 auto, 2 le persone rimaste ferite in modo non grave, trasportate all'ospedale di Vittorio Veneto. 2 ore più tardi, intorno alle 9:40, a Vittorio, in via Saccardo, incrocio con via Frassinelli, nello scontro frontale tra 2 mezzi, rimasta ferita in maniera lieve una persona trasportata all'ospedale. Sul posto, oltre ai sanitari del SUAM, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Incidente mortale poi sempre nel Trevigiano, nelle scorse ore a perdere la vita il maître dell'antico Brolo, ristorante in centro a Padova. Schianto violentissimo lungo la Noalese nei pressi del centro del comune trevigiano di Zero Branco. A perdere la vita un 56enne padovano originario di Catanzaro, direttore di sala del ristorante L'Antico Brolo in centro a Padova. Gregorio Muzzi, questo è il nome della vittima, sembra fosse diretto all'aeroporto di Treviso nel suo giorno libero per prendere una collega in arrivo. Viaggiava su un'auto che, per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada di Castelfranco, si è scontrato con un autocarro che proveniva dalla direzione opposta. Dopo l'impatto il camion è finito nel fosso al lato della strada e stessa sorte è toccata all'auto di Muzzi sul lato opposto, completamente distrutta. Sul posto anche i vigili del fuoco che solo dopo un'ora sono riusciti a estrarre l'uomo dalle lamiere dell'auto. Immediato il trasporto al Cafoncello di Treviso, dove però è morto poco dopo. Ferito anche l'autista del mezzo pesante. Muzzi, che abitava nel quartiere Terranegra a Padova, lavorava da 30 anni al ristorante Antico Brolo, di proprietà di Mario Di Natale, noto anche per essere stato fondatore della Nazionale Piloti. Nel locale, che aveva ospitato spesso anche il campione Michael Schumacher, Muzzi svolgeva le funzioni di maître e sommelier. Ora torniamo al terremoto. Ravenna questa notte a mezzanotte, sapete, avvertito però anche in tutto il nord-est. Sentiamo qual è la situazione insieme all'esperto e il grado di pericolo per il Veneto.
Forte scossa di terremoto attorno a mezzanotte con epicentro a Ravenna, ma avvertito distintamente in tutto il Veneto. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco, spavento ma nessun danno. È stato un terremoto profondo con epicentro a circa 20 km. A Padova i rischi rimangono bassi, molto maggiore statisticamente il pericolo di dissestri idrogeologici e alluvioni. Padova ha la fortuna di stare lontano da delle sorgenti sismiche attive, cioè delle faglie che producono terremoti, come quella che ha prodotto il terremoto di stanotte, o come le faglie più vicine a Padova sono attive, sono chiaramente quelle del Modenese e del Ferrarese settentrionale, quindi quelle che del 2012 hanno prodotto magnitudo 6. Per capire cosa può accadere nelle prossime ore ci si deve basare sulle statistiche generali. Non è un fenomeno come quello del meteo che può azzardare previsioni sicure fino al 95%. Purtroppo non è possibile prevedere l'evoluzione delle sequenze sismiche. Cioè noi possiamo aspettarci statisticamente qualcosa, ma se le probabilità sono bassissime, stiamo parlando del meno dell'1%, di avere un altro terremoto di queste dimensioni nelle prossime 72 ore o più grande. Quindi è molto, e questo si basa sulla statistica di tutti i terremoti del mondo. Nel Veneto la situazione è comunque legata ad alcune zone più a rischio, specie la pedemontana. Il Veneto è chiaramente a una zona che è altamente pericolosa e a rischio, che è la pedemontana, dove intendo sicuramente dal Coneglianese, cioè dal Cansiglio, per procedere tutta la fascia fino al lago di Garda. Lì abbiamo un terremoto grande, ma molto molto più grande di questo, ogni 2-3 secoli. Nuovi ritardi sul fronte sul percorso che poi è sempre più accidentato, almeno così pare, dell'autonomia veneta. Lega e 5 Stelle, lo avete visto anche nelle ultime ore, si accusano un po' a vicenda, mentre il Partito Democratico, e sentiremo adesso le interviste raccolte da Tommaso Stoppa in Consiglio regionale, suggerisce di tornare alla preintesa durante il governo Gentiloni, quella sulle sole 5 materie. Ci siamo impegnati entro il 15 gennaio a chiudere il lavoro tecnico per quanto di competenza statale, quindi fra il Ministero delle Autonomie e tutti gli altri ministeri. Così lo scorso 21 dicembre il vice premier Matteo Salvini stabiliva il termine ultimo per chiudere il confronto tecnico sull'autonomia del Veneto tra il ministro Erika Stefani e i titolari degli altri dicasteri. Il 15 gennaio è arrivato in fretta e ancora si è ben lontani dall'aver chiaro quali e quante competenze saranno trasferite dallo Stato alla Regione. La delegazione veneta insiste su tutte le 23 materie e il capogruppo leghista a Palazzo Ferrofini, Nicola Finco, punta il dito sui 5 Stelle come responsabili delle attuali incertezze. I 5 Stelle stanno facendo delle resistenze, però mi auguro che l'operato del ministro Salvini permetta di dare una risposta concreta a questo territorio, perché noi con l'autonomia non abbiamo alcuna intenzione di scherzare. Accusa invece la Lega il capogruppo pentastellato Jacopo Berti. Anche nella sua recente visita in Veneto Luigi Di Maio è stato chiaro, ricorda, la si smetta di dire che siamo noi a remare contro. Noi per primi come consiglieri regionali non abbiamo mai ricevuto dal governatore Zaia un minimo di aggiornamento, una situazione per capire a che punto sono le trattative. Noi per primi come Movimento 5 Stelle ci siamo impegnati nella campagna elettorale proprio per l'autonomia. Il Veneto ha chiesto troppo, sostiene dal canto suo il capogruppo PD Stefano Fracasso. Si doveva partire dalla preintesa sulle 5 materie firmate dal governo Gentiloni, invece Zaia ha promesso l'impossibile e ora rischia di non ottenere nulla. Si sono impantanati, tra l'altro con questo boomerang del residuo fiscale che non c'è, e che però a forza di dirlo anche nelle regioni del sud ci hanno creduto e adesso hanno messo il freno a mano. Il Veneto non accetterà compromessi al ribasso, ribadisce il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Siamo a Roma per un'autonomia vera e non per firmare provvedimenti di facciata. Quanto ai 5 Stelle, risponde, gli impegni presi dovrebbero ricordarli ai loro ministri e parlamentari, non certo al governatore Zaia. Io mi auguro e spero che anche chi in questo momento a livello di burocrazie ministeriali, a livello anche politico di qualche ministro sta frenando questa richiesta del Veneto, di ricordare cosa è stato detto appunto in quella campagna elettorale. Pochi istanti di pubblicità, poi torneremo a parlare di furti e come difendersi. Con il telegiornale di Treviso si allunga la lista di cittadini che decidono di pagarsi la vigilanza contro i furti. Dopo i primi comuni si aggiunge Olmi adesso, la zona.
La cosa oggettiva anche perché sono due comuni abbastanza battuti ultimamente e quindi effettivamente lo scopo che era di fare da deterrente in questo momento ad oggi possiamo dire che effettivamente è servito. Nel primo mese di vigilanza autofinanziata dai cittadini di Silea e Roncade, i due comuni che hanno fatto da apripiste, il bilancio è positivo, spiega l'amministratore del gruppo Facebook Furti in Corso che ha dato il via all'iniziativa, Cristian Demma, che sottolinea come dal loro osservatorio quello che emerge sia un calo dei colpi nei due comuni fino a poco tempo fa sotto assedio dei ladri. Controlli della vigilanza che iniziano all'imbrunire e che proseguono anche con un servizio notturno, il tutto con un contatto diretto tramite chat tra i cittadini e la guardia. Anche nel gruppo WhatsApp che si è creato ci sono state le segnalazioni per i quali la gente è rimasta più serena perché ha fatto fare dei controlli alla guardia piuttosto che avventurarsi all'esterno della propria abitazione. In altri casi anche degli allarmi partiti, nonostante non fossero stati degli allarmi, diciamo tra virgolette, chiamiamoli degli abbonati, di chi ha diritto al servizio, ma la guardia per far stare sereni tutti è andata comunque a controllare e poi ha dato riscontro sulla chat. E altri comuni sono pronti a partire con il servizio, al via lunedì a Olmi e San Biagio, poi a seguire ad Osson, Casiera e Carbonera. Intanto da ieri il gruppo Furti in Corso è diventato un ODV, un'organizzazione di volontariato no profit. Oggi mi sono preoccupato anche di avvisare i sindaci, comunque anche i sindaci siano certi con chi possono interloquire tutti i giorni, cioè con un'associazione di volontariato che sia apartitica e apolitica. Abbiamo già fra un paio di settimane con il sindaco di Sprediano e poi subito dopo col sindaco di Carbonera e dovremmo fare un incontro col sindaco di Silea. Una notizia di servizio: da settembre fino a dicembre l'asilo di via Leonardo da Vinci nel quartiere Fiera di Treviso verrà chiuso per consentire i lavori di miglioramento sismico perché nonostante non ci siano particolari problemi l'intervento rientra in un percorso di miglioramento sismico programmato per la salvaguardia e la sicurezza degli utenti, seguito ad una prima analisi sullo stato di vulnerabilità sismica. I lavori consisteranno nell'efficientamento sismico di parte delle pareti verticali con la stesura di uno strato di petoncino armato. Per garantire la continuità del servizio alle famiglie, durante i lavori i bambini dell'asilo di Fiera proseguiranno le attività nella struttura di Monigo per poi tornare nei locali adeguati e rinnovati da gennaio 2020. Conegliano sarà più sicura, è partito grazie all'accordo tra Comune e ULSS 2 un progetto che porterà defibrillatori e soccorsi in tutti i quartieri. Intervenire immediatamente in caso di infarto, è questo l'obiettivo del progetto. La prima fase è già partita, sono stati acquistati una decina di defibrillatori semiautomatici esterni. E sono sostanzialmente dei salvavita, veri salvavita, che aiutano a defibrillare la persona che è in arresto cardiaco. È una cosa importante perché metterli in una città vuol dire creare rete, quindi creare un'informazione in modo tale che la gente, qualsiasi persona che abbia fatto un breve corso, ma è ritenuto dai nostri responsabili del SUEM o del pronto soccorso, possono tranquillamente aiutare una persona in arresto cardiaco. Non solo, ma ovviamente è prevista anche la formazione di persone in grado di utilizzare queste apparecchiature tempestivamente in caso di emergenza. Noi abbiamo intenzione, con una serie di progetti, questo è il primo ma ci saranno degli altri, di uscire fuori, uscire sul territorio con i nostri professionisti e fare in modo che quei pazienti, prima utenti, cittadini comuni, che possono avere bisogno delle prestazioni sanitarie arrivino in ospedale e chiudono nelle migliori condizioni e per farlo dobbiamo andare noi fuori a prepararli e fare in modo che arrivino nelle migliori condizioni. In caso di infarto, ha spiegato il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzo, se si interviene entro i primi 3 minuti si ha il 75% di possibilità che la persona sopravviva senza esiti. È un progetto in collaborazione con la ULSS che vede tutti i cittadini protagonisti, perché alla fine è vero che ci saranno i defibrillatori, ma è vero che ci saranno anche corsi per i cittadini. Tutti i defibrillatori saranno inseriti in un'app che permetterà al 118 di localizzare immediatamente il defibrillatore più vicino alla persona colpita da infarto e individuare i soccorritori certificati più vicini al paziente. Perché vi raccontiamo del nuovo Spider-Man? C'è un colpo di scena. Incollati allo schermo, i protagonisti della nuova saga cinematografica Marvel seguono le notizie locali.
Esterno giorno, Chuck si gira. Un mostro d'acqua emerge dalla laguna di Venezia e a documentare l'evento straordinario è, indovinate un po', Rete Veneta. Sconvolti, i telespettatori della pellicola del celebre Uomo Ragno seguono alla TV la cronaca di un'edizione speciale dell'emittente del nostro gruppo, Media Nord-Est, scelta da Marvel come televisione ufficiale per l'ultimo film con un cast stellare. Da oggi il trailer di Spider-Man Far From Home, lontano da casa, porta guai in Europa che l'aracno-eroe dovrà risolvere. L'Uomo Ragno, girato a Venezia nei mesi scorsi, fa finalmente capolino sul panorama planetario, dove tra i protagonisti Tom Holland, Jake Gyllenhaal e Michael Keaton spunterà anche la nostra conduttrice Tatiana Lunardon per l'edizione straordinaria di un TG Venezia che sbarca a Hollywood. Dal territorio al web, dunque, dai social, ora al grande schermo, in tutto il mondo. Neanche a dirlo, ecco i superpoteri di Rete Veneta e Media Nord-Est. Troppo facile così, allora tra poco vedremo quali sono i superpoteri del nuovo supereroe della Lega insieme a Luca Zaia, cioè Mario Conte, il sindaco di Treviso. Scherziamo ovviamente, ma tra poco sarà con noi a 20:10. Molti temi da approfondire sulla città di Treviso, vi aspettiamo. Adesso le previsioni meteo. Grazie, buona serata. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie. Ben ritrovati al meteo. Non cambia di molto la situazione rispetto ai giorni scorsi. Nel Veneto la costante presenza dell'anticiclone garantirà un tempo asciutto e stabile. Il cielo risulterà sereno o al massimo poco nuvoloso, specie al mattino. Temperature minime comprese tra i -4 e 0 gradi, massime comprese tra i 4 e 8 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Al mattino il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. In giornata probabilità di aumento della nuvolosità, specie su pianura e costa, con possibili foschie in serata. Non sono previste precipitazioni. Temperature minime comprese tra i -2 e 0 gradi, massime tra i 6 e 9 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo sulla nostra regione, dove a prevalere sarà il sole in tutti i settori. Temperature minime comprese tra i -2 e 0 gradi, massime oscillanti tra gli 11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie.